È il momento di parlare adesso del calcio professionistico. Abbiamo messo da parte la parentesi importante e storica di penalty che tra le 19 e le 21 racconta invece il calcio dilettantistico, perché è il momento adesso di parlare, per la gioia di molti che ci seguono, sul Palermo, sul Catania, sull'Akragas, ma anche chiaramente sul Messina e sul Trapani. Lo facciamo subito, intanto dando ancora una volta il benvenuto al nostro Antonio Rapisarda. Ciao Antonio, tu sei ancora qui? Sì, buonasera a tutti gli nostri Invece abbiamo ospiti. cambiato la penaltina. Adesso abbiamo Federica che sarà ufficialmente la penaltina della trasmissione di Sala Stampa di Penalty. Esatto. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Mentre Jenny era super abbronzata, tu invece sei poco abbronzata. Sì. La tinterella purtroppo non l'ho potuta fare. Va bene, ok. Un parterre importantissimo oggi per il debutto di Sala Stampa di Penalty, perché abbiamo intanto mister Pino Rigoli. Ciao mister, come stai? Buonasera a te. Senza squadra, ma però ti vedo sereno. Qualche problema in meno. Bravo. Qualche problema in meno. Però il campo manca sempre. D'altra parte possiamo stare lontano tanto tempo, però veramente appena superiamo un certo periodo un po' di fastidio ce l'abbiamo, sì. Un nostro equilibrio mentale. E poi per parlare del calcio professionistico a 360 gradi, con maggiore riferimento anche sul calcio Catania, due esponenti di Pianeta Catania che collaboreranno con noi all'interno della nostra Sala Stampa di Penalty. Abbiamo Max Licari. Ciao Max. Ciao. Ben trovato. Grazie. Anche tu non sei abbronzato? Assolutamente no. E poi abbiamo Paolo Di Caro. Ciao Paolo. Buonasera, ciao Ettore. Ben trovato anche a te. Allora, è successo di tutto. Intanto possiamo già dare subito una notizia, qui anche per la gioia di Max Licari. Il Palermo ha esonerato Ballardini, però è probabile. No, molto è addirittura d'arrivo. Anche perché i risultati... Oggi ha perso in casa contro la Fiorentina 1-3, doppietta dell'ex Ilicic che mette in ginocchio la sua ex squadra rosanero. Gilardino prova la rimonta, ma in realtà poi arriva il gol di Blacikowski che naturalmente dà giusto merito all'ottimo calcio che sta esprimendo in questo momento la Fiorentina. Allora, tenendo presente tra l'altro che la partita Napoli-Torino è in corso, quindi sta vincendo già il Napoli per 1-0 gol di Insigne. Benissimo, allora un giro con i nostri ospiti, ma come al solito Zamparini ci sorprende sempre di più, ancora una volta un probabile cambio alla guida della squadra. Pino? Non penso che sia una sorpresa. Nel senso ci sorprende perché non cambia idea. È un abitué il fatto che lui magari cerca di dare uno scossone all'ambiente, di motivare un po' di più i giocatori. Aveva tentato di farlo però già esonerando prima... Dopo che ha fatto Iachini, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro già lo scorso anno e quindi ritengo che si meritava ancora la possibilità di continuare il lavoro intrapreso già la scorsa stagione. Perché poi penso che in poche settimane non si riesce a inquadrare, credo, il progetto, no? Però la proprietà ha sempre ragione, quindi sono loro che cacciano via i quattrini e quindi hanno questo potere decisionale che poi naturalmente in questo caso l'allenatore viene giudicato non sicuramente dal lavoro settimanale ma dai risultati, ma non solo a Palermo, ma penso che sia un po' dappertutto. Poi magari Zamparini ha meno equilibrio rispetto ad altre società e lui dopo i 90 minuti sbotta con queste situazioni qua. Max, ci sorprende questa cosa? Pino dice di no, però effettivamente pensare che un allenatore possa cambiare dopo qualche settimana è molto strano. Ma devo dire che visto dalla prospettiva catanese, perché Zamparini lo conosciamo da tempo, ci ha fatto sognare spesse volte. Perché ricordo alcune esoneri anche dopo alcuni derby andati male. È vero. Lo conosciamo, comunque ha fatto negli ultimi 10 anni la storia di Palermo, quindi effettivamente, come dice Pino, poi alla fine ha sempre ragione chi mette i soldi. È vero, quelli che comandano poi alla fine sono sempre loro, ci mancherebbe, i presidenti soprattutto. Paolo, tu invece a questo punto con questo probabile cambio pensi che il Palermo possa ritornare a cercare di salvare questa categoria? Lo sbaglio Zamparini l'ha fatto all'inizio, esonerando Iachini, perché in realtà con il materiale umano che aveva a disposizione stava facendo comunque un buon lavoro. Quindi adesso però quello che bisogna tenere in considerazione è che l'ambiente non ha più equilibrio, come spesso accade a Palermo, e dovranno fare i conti con una situazione che anche a livello di spogliatoio probabilmente, oltre che di clima generale, non è affatto idilliaca. Certo.
Allora, diamo un attimo i risultati di questa giornata, oggi la 18ª, lo facciamo con Federica, poi abbiamo la classifica, seppur non aggiornata, perché per esempio la partita delle 18 si è conclusa con la vittoria dell'Inter. Dell'Inter in trasferta per 1-0, partita diciamo di cuore della squadra nerazzurra. È arrivato questo... Che continua a vincere sempre 1-0, tra l'altro. Sai, così Capello ci ha vinto un campionato, uno scudetto, voglio poi sentire con la Roma. Voglio sentire poi dopo Rigoli, che insomma invece è uno che la partita se la vuole sempre giocare alla grande con più di un gol. Abbiamo i risultati? Certo. Sì? Allora, Genoa-Sampdoria 2-3, Udinese-Atalanta 2-1, Chievo-Roma 3-3, Juventus-Verona 3-0, Lazio-Carpi 0-0, Milan-Bologna 0-1, Palermo-Fiorentina 1-3, Sassuolo-Frosinone 2-2, Empoli-Inter 0-1, Napoli-Torino ancora in corso. Benissimo, Napoli-Torino ancora in corso, quindi vedremo come andrà a finire questa partita. Pino, poc'anzi dicevamo che l'Inter vince ancora una volta 1-0, risicata vittoria, però alla fine i punti fanno tanto, no? Che dici? Decisamente, ma ritengo, io fra l'altro l'ho vista questa partita stasera, quella delle 18, ritengo che ci siano molti meriti da parte dell'Empoli per quello che è riuscito a fare sia nella fase difensiva che anche nella fase propositiva, dove fino a quel momento penso che le migliori situazioni per andare in vantaggio sono state dell'Empoli. Io principalmente Giampaolo quest'anno sta facendo un campionato diciamo che io guarda, Giampaolo ho avuto la fortuna di vederlo lavorare, per me è uno che può insegnare calcio nell'università, per quello poi magari non ho avuto la fortuna di trovare le situazioni giuste, le società giuste, perché già da lui se ne parlava tanti anni fa, poi addirittura è finito pure in Lega Pro e ora quest'anno l'Empoli gli ha dato questa grande opportunità, questa fiducia, perché secondo me è uno dei tecnici dove veramente si può imparare qualcosa, perché è un grande maestro. Insomma, devo dire che penso di sì, devo dire che c'è stata la strada fatta già da Sarri, che aveva un gruppo già abbastanza coeso. Qualche giocatore gliel'ha tolto Sarri. Sì, no? qualche giocatore l'ha tolto, però penso che sono stati bravi ad Empoli, lo sono sempre stati nel fornire giocatori sia dal settore giovanile e per la rete che hanno di osservatori, di portare in prima squadra dei giovani abbastanza interessanti. Bene, Paolo, vedevo che dicevi sì, è vero, perché è vero, questo Empoli... Ho visto anch'io la partita oggi e devo dire che l'Empoli avrebbe meritato ampiamente il pareggio, peraltro c'è stato un episodio da rigore assolutamente netto in area, l'arbitro aveva molti giocatori davanti e quindi non Questo ci fa pensare che è la stagione allora dell'Inter, Paolo, che dici? È la stagione dell'Inter, perché quando vinci partite come queste contro un Empoli, fra l'altro io prima sentivo parlare, sono abbastanza d'accordo con Rigoli su Giampaolo, che qui è passato come un difensivista, invece fa giocare l'Empoli molto bene proprio dalla metà campo in su, anche perché la difesa ha il giusto equilibrio. Oggi è stato molto sfortunato. E poi c'è quel Maccarone che, consentitemi, più passano gli anni e più... Oggi è mancato all'Empoli in fase realizzativa qualcosa, e questo ha consentito alla fine all'Inter, con l'unica occasione da rete, mi sa che è la stagione, Paolo, di riuscire a portare a casa il risultato pieno. Mi sa che è la stagione, però è anche vero che la Fiorentina, Max, è lì, oggi vincendo a Torino, seppur adesso al secondo posto perché l'Inter ha vinto, è la dimostrazione che questa Fiorentina, tutta stranieri tra l'altro, e su questo io aprirei poi un dibattito, perché è impensabile ormai un campionato italiano con giocatori italiani che possono ambire a essere titolari in squadre importanti. Come la vedi questa Fiorentina? Ma guarda, io ritengo che il lavoro di Paulo Sousa sia molto importante, però ha ereditato tutto ciò che negli anni scorsi aveva prodotto Montella, che fra l'altro è un altro degli ex allenatori del Catania, perché poco fa si parlava di Giampaolo, ce ne sono tantissimi, o ce ne sono stati tantissimi negli ultimi tempi in Serie A. Per esempio Montella è uno di quelli che a Catania ha fatto bene e sappiamo come lavora. Io Giampaolo, Montella, devo dire, Giampaolo io lo criticavo molto quando... Siamo in due, sono d'accordo. No, perché è un tipo di calcio che a me non piace, però sono d'accordo con Pino Rigoli sul fatto che sia veramente un allenatore preparato, su quello non sono dubbi. Non mi piace quel tipo di calcio, molto tattico, però devo dire che sta facendo molto bene. Per quanto notevolmente diverso rispetto a Montella, indubbiamente. Sì, Montella è un altro tipo di calcio, a me piace tantissimo, e devo dire che Paulo Sousa ha messo ancora di più dentro.
Ebbene, questa è la classifica, 39 punti quindi l'Inter, 38 la Fiorentina, 36 questa Juventus, e qui mi faccio un giro con i nostri ospiti. Che dobbiamo dire sulla Juventus, Pino? Non possiamo dire che mi sa che sarà dura per tutte. La Juve è e rimane la Juve degli ultimi anni. Dopo la partenza ad handicap ritengo che sta venendo fuori con i giocatori di qualità. Penso che l'allenatore ha trovato gli giusti equilibri, che, anche perché avendo cambiato tanto, avendo messo gente abbastanza giovane in rosa, almeno per la mentalità italiana, perché se guardiamo poi i campionati all'estero vediamo che i ventenni o i 22enni non sono più giovani, ma è gente che già di esperienza, pronta. Già fa la Champions. Quindi voglio dire, ritengo che la Juve, per quello che ha la Juve, per l'organizzazione che ha, per la struttura che ha la Juve da un punto di vista della mentalità, di quello che è diciamo, quel senso che, e l'abbiamo visto nelle dichiarazioni che ha fatto il Buffon, che ha fatto Chiellini, c'è un gruppo di anziani che riesce a trasmettere, già solamente quando parlano riesce a trasmettere diciamo, a quelli che magari sono arrivati da quest'anno quella mentalità che serve per vincere le partite, e poi naturalmente riuscire a vincere 4 anni di fila non è da tutti. Il torneo Crisi italiano. Roma, Max, dal 2-0 al 3-3 col Chievo. È una squadra che prende tanti gol, e quando si prendono tanti gol nel campionato italiano non si va avanti, a meno che poi non cambi qualcosa con il mercato. È una squadra che ha poco equilibrio. Oggi mancavano tanti giocatori alla Roma, soprattutto a centrocampo, quindi bisogna vedere un po' come si sviluppa la situazione, però ritengo che sia una squadra al momento poco equilibrata. È un ambiente che non ha equilibrio. Bravo, finalmente diciamolo ad alta voce, non è un ambiente equilibrato. Non è un ambiente equilibrato. Io a Roma ho lavorato, ho vissuto, continuo ad andarci spesso. Garcia ormai è fuori dall'immaginario collettivo della città, e quella è una città che ti fagocita, che non ti consente di giocare al calcio con serenità. E appena sbagli... E quindi alla Roma si è rotto il meccanismo, il fatto che stiano tenendo in vita Garcia, ovviamente dal punto di vista calcistico. Però io credo che a questo punto era logico fare un cambio. A questo punto si è davvero rotta qualcosa, e devo dire, a proposito, visto che si parlava di Juve, che la Juve è molto avvantaggiata da questa situazione, perché la squadra veramente attrezzata per competere con la Juve quest'anno, a mio giudizio, era proprio la Roma. È vero. Però io ritengo, scusa Ettore, che Roma, come Milano, queste piazze qua, secondo me sono delle piazze che è vero che c'è questa pressione, ma diciamo che è la piazza che ti porta a questo tipo, quindi ci vogliono secondo me dei giocatori che siano adatti a quel tipo di pressione. Mi sembra che Totti o De Rossi questa pressione ha una vita, che subiscono questo tipo di pressione, quindi è gente che è allenata a però forse sono soltanto due, quindi bisogna capire che la Juve è venuta fuori da quel momento di crisi grazie a Buffon e compagnia. Buffon, c'è un ambiente, ma la Roma secondo me manca questo tipo, questa mentalità secondo me non è stata costruita alla Roma per essere una grande, perché penso che la qualità dei giocatori ci sia. Indubbiamente. Un aggiornamento sulla partita del Napoli? Sempre 1-0 con Insigne, il Napoli. Quanto ci piace Insigne, io credo che sia un giocatore di assoluta qualità. Abbiamo il primo break all'interno di sala stampa di penalty, e chiudiamo la linea, carissima Federica, non abbronzata. Vai Certo che sì. Abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, mi raccomando non cambiate canale, rimanete con penalty. Rieccoci di nuovo in diretta, siete su Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre e canale 823 di Sky, con la sala stampa di penalty. Raccontiamo il calcio professionistico tra le 21 e le 22:15. Max, mi dicevi che nella pagina di Pianeta Catania sono già arrivate un paio di domande, anche Paolo, che dici? Qualche cosa sul Catania. Quando cominceremo a parlare del Catania, vostri vecchi fan, perché voi facevate una trasmissione in televisione su Teleionica, se non sbaglio, no? Un po' di tempo fa, io ringrazio tutti gli amici che ci hanno così
fatto gli auguri. Siete ritornati in pista? Sì. Dai, è una cosa positiva. Sul Catania, positiva o negativa? Dacci qualche anticipazione. No, molto laiche, nel senso cominciano a dire... Ottimismo? Come finisci si conta in siciliano, si direbbe. Va bene. Antonio, abbiamo qualche notizia sul posticipo? Sì, ha pareggiato il Torino con rigore di Quagliarella messo a segno. Ora Napoli-Torino stanno al 39esimo del primo tempo, 1-1. Allora, adesso possiamo mandare una slide che riguarda un po' il quadro del Palermo per quanto riguarda i nuovi acquisti che sono stati fatti, che probabilmente, forse, chissà, si vedrà in settimana. Che ne dici, Pino? Li vedrà in settimana martedì? Magari li ha suggeriti lui. Magari li ha suggeriti lui. Allora, guardiamo questa slide così possiamo capire bene o male. Non la possiamo mandare? Non c'è la slide, strano che non c'è. Va bene, allora la diciamo noi. Allora, il primo acquisto ufficiale del nuovo Palermo di quest'anno, che non possiamo dire allenatore, purtroppo abbiamo Arteghea. Arteghea che è una venezuelano. Esattamente, una classe 94, una vecchia conoscenza del calcio italiano perché era nella primavera del Parma. Benissimo. È stato acquistato a titolo definitivo dall'Obo Zulia, una squadra venezuelana, è una punta classe, come ho detto, 94, passaporto spagnolo, un attaccante di prospettiva sicuramente, per cercare di risollevare le sorti di questo campionato. Benissimo, c'è anche Cristante del Benfica, Licari, che è un giocatore che insomma a Milano sembrava insomma di entrare in un certo giro, poi è stato dirottato in Portogallo e adesso ritorna a casa, quindi evidentemente mezzo fallimento? Ma guarda, questo è uno di quei giocatori di cui si parlava molto qualche tempo fa. Io pensavo addirittura quando il Catania militava in Serie A, purtroppo qualche anno fa, che questo ragazzo potesse anche venire a Catania in prestito. È un centrocampista molto interessante. Al Benfica non ha avuto spazio, però penso che possa essere un buon acquisto per il calcio italiano. Bene. Allora, per chiudere questa Serie A, io voglio fare un giro completo, voglio sentire un po' il pronostico di chi effettivamente poi questo campionato può vincerlo, perché questo Napoli è lì, la Fiorentina molto interessante la sua stagione, la Juventus in crescita. Un giro con i nostri ospiti. Guarda, io mi auguro che lo vinca il Napoli, però penso che la Juve alla lunga possa dare il colpo giusto per vincere. Però mi auguro che lo vinca il Napoli, anche perché c'è un allenatore che viene dalla base, che ha fatto tanto per arrivare e fortunatamente poi c'è qualche presidente che dà la possibilità agli allenatori che vengono dalla base, che ce ne sono tanti bravi, tantissimi, perché al Basilea comunque aveva fatto dei campionati straordinari il mister. E quindi poi penso che la Juve è una grossa squadra, anche se devo dire che a Napoli c'è tanta fame, c'è tanto entusiasmo per questa squadra, ricordano i tempi di Maradona e quindi io mi auguro che lo possa vincere il Napoli. Max, chi vedi su tutti? Ma io penso che sia favorita al momento leggermente l'Inter perché non ha le coppe. Però ci sono è un campionato molto equilibrato. Io vince sempre 1-0. Io invece, siccome sono sempre abituato non a vedere chi vince il campionato, ma chi riesce a rimanere in Serie A, io mi auguro che possa rimanere in Serie A una fra le due squadre, fra il Frosinone e il Carpi, che sono molto simpatiche. Frosinone sembrerebbe leggermente più avvantaggiato. Credevo il Palermo. No, non lo so, Max, non ho detto nulla. Ci giochiamo con Max che è simpatico, sta al gioco. Tu invece Paolo che dici? Anch'io sono convinto che l'Inter sia leggermente favorita, molto dipenderà anche dal mercato di riparazione. Se Napoli e Fiorentina azzeccheranno un paio di innesti che consentano poi di avere i ricambi giusti nel corso Napoli della cerca un difensore centrale e un centrocampista, potrebbero giocarsela. Benissimo, va bene. Ultimo aggiornamento? Parla al microfono. Esattamente, parliamo di Napoli. Il Napoli è passato in vantaggio con Amsic 2-1, quindi partita scoppiettante, già i primi 45 minuti 2-1, 3 gol. Si vede. Io volevo fare soltanto una considerazione importante. Zamparini sta cambiando, ha cambiato adesso sicuramente, è questione di secondi, di minuti, il cambio di panchina, sicuramente tornerà Iachini, ma io volevo dire ai tuoi ospiti, volevo fare una domanda, ma che progettazione
si può fare, che programmazione si può fare di mercato visto questo andazzo? Lo hanno già detto, è una pazzia, perché non si può continuare a cambiare in corsa puntualmente, perché poi dopo si rischia veramente di perdere tempo e poi recuperare i punti. Anche perché il mercato si fa non nel mese di gennaio, ma prima, sì, 2 mesi è vero, prima. anche se finisce quasi a febbraio, quindi volendo ancora c'è tempo. Parliamo di Serie B, perché dobbiamo dire 2 battute su questo Trapani che sta facendo una bellissima stagione. Abbiamo una schermata che riguarda le partite che ci saranno, perché la Serie B ritornerà in campo giorno 16 e quindi capiremo bene se questo Cagliari riuscirà ad avere la meglio su un Crotone, e poi Rigoli, che è stato in Calabria, conosce bene quella realtà, può veramente sperare di andare in Serie A. Ci dai gli incontri? Eccoli qua già in schermata. Sì, il prossimo turno avremo Ternana Trapani, Crotone Cagliari, Spezia Bari, Entella Ascoli, Latina Novara, Avellino Salernitana, Como Perugia, Pescara Livorno, Vicenza Modena, Lanciano Provercelli e Brescia Cesena. Bene, allora Pino, ho detto bene, tu conosci bene la Calabria, hai allenato in quella zona, sì. Sai benissimo che il Crotone credo che quest'anno sta facendo un mega miracolo. Ma guarda, Juric viene da una mentalità, è stato un discepolo di Gasperini, tra l'altro è qua a Catania da oggi che si allena al Torre del Grifo per preparare la seconda parte del campionato di Serie B. E ritengo che il Crotone si è mantenuta facendo crescere tanti giovani, prendendo tanti giovani dalle squadre di Serie A. Si è costruita una buona base di giovani all'interno della stessa società. Fra l'altro io l'anno scorso sono stato ospite per 15 giorni di Massimo Drago, attuale allenatore del Cesena, che ci siamo spesso confrontati, e ritengo che quest'anno già avevano intrapreso il lavoro lo scorso anno. Quest'anno Juric secondo me ha portato una mentalità nuova da un punto di vista organizzativo, sia della fase difensiva che della fase offensiva, e di tanto lavoro che fanno durante la settimana, e ritengo che i risultati gli stanno dando ragione, anche perché ha una squadra abbastanza giovane, fatta di ragazzi presi dalla Lega Pro, presi dai settori giovanili, e quindi ritengo che stanno facendo un grande campionato. Per esempio, e Paolo, sta esprimendo qualcosa di diverso di quello che esprimono le altre squadre. Paolo, però giustamente Pino dice è una squadra giovane e su questa sta costruendo un progetto, però per esempio il Carpi l'anno scorso aveva tanti giovani. Perché scusa, premetto che è una società che non ha le stesse potenzialità da un punto di vista economico. Questo indubbiamente, conosciamo le realtà commerciali. È una di quelle squadre che spende meno. Certo, però non sempre fare una squadra forte giovane in Serie B poi può servire in Serie A. Paolo? No, anche se il calcio è molto cambiato in questi anni. Il fatto che ci sia minor disponibilità economica a tutti i livelli, anche in Serie A, se non arrivano i magnati dalla Thailandia o dall'Indonesia o dal Qatar, esattamente, ha un po' appiattito da questo punto di vista le opportunità. Sì. Allora squadre con un bel progetto, come è successo al Carpi, come sta succedendo adesso al Crotone, hanno la possibilità poi di arrivare alla massima serie, dove però le dinamiche sono completamente diverse. O costruisci una squadra che abbia un mix di esperienze e di giovani, se no poi sei costretta a rifare completamente alla squadra, non vai troppo lontano. E non vai troppo lontano. Max, parliamo del Trapani, no? Perché il Trapani comunque credo che voglia fare solo un campionato di tranquillità, non credo che abbia l'ambizione di sperare nei playoff, perché voglio dire, non credo che abbia tanta volontà la dirigenza, almeno questi dai risultati anche abbastanza altalenanti. Ma guarda, io ritengo che invece la dirigenza del Trapani sia una dirigenza importante anche dal punto di vista economico. No, su questo non lo discutiamo, però forse non... Il progetto probabilmente per quest'anno non prevede i playoff, ha un ottimo allenatore che Cosmi, e ha una buona squadra che io l'ho vista giocare alcune volte anche quest'anno, mette in difficoltà anche le grandi. È una squadra che gioca bene, può anche prendere qualche gol in più, però soprattutto in casa si fa sempre rispettare, è un campo molto difficile e si salverà con estrema tranquillità. Su questo siamo Io volevo fare una considerazione sulla progettazione in Serie B. Pino giustamente parlava del Crotone, che è una progettazione di tipo Carpi, no? Sì. È un tipo di progettazione che per esempio a Catania o a Palermo non si può fare.
a Catania o a Palermo si può fare subito. una progettazione come quella che ha fatto quest'anno il Cagliari. Il Cagliari con competenza quest'anno ha messo su una squadra retrocedendo alla Serie B già pronta, che già ha ammazzato il campionato prima ancora che cominciasse il campionato, ma nella realtà, non come il Catania l'anno scorso che ha messo su una squadra con profonda incompetenza. E infatti sappiamo poi come è andata a finire. È già entrato nel vivo. È retrocessa per altri motivi, sì. Comunque. Vabbè, bene o male la stagione comunque non era stata però positiva. ha lottato per non retrocedere fino all'ultimo giorno. Che su questa retrocessione c'è qualcosa da ridire, Vabbè. perché alla fine ha pagato solo il Catania. Infatti, non ci sono parlo io di Catania squadra. Catania squadra. Poi, qualcuno deve averle comunque vendute queste partite. Ma siccome non c'è, mi dovrebbero spiegare dove quelli che e perché hanno retrocesso il Catania da un punto di vista sportivo di partite. Bravo. Perché se c'è qualcuno che compra ci vuole qualcuno e che questa vende. È una domanda che ci siamo posti. Quindi alla fine io non voglio parlare perché parlo da catanese. No, però è un dato di fatto, questo lo stiamo dicendo in tanti. Se poi ci sono delle responsabilità dirette del presidente o di che sia del direttore sportivo, forse bisognava indagare ancora più in profondità. È giusto che pagano queste persone, però hanno fatto pagare una città, una società che secondo me poi di fatto non è successo niente. Non è successo niente. Allora, un aggiornamento subito per quanto riguarda il posticipo. È finito il primo tempo, 2-1 in vantaggio il Napoli. Sì. Volevo parlare un pochettino di mercato, di questo Trapani. Trapani, è ritornato sì. Luca Nizzetto, centrocampista dal Modena, ma già era un ex, è stato accolto davvero molto bene nella piazza della Panese, ma ovviamente c'è un'altra voce importante che mi auguro che sia lo stesso Trapani e tutti quanti i tifosi del buon calcio che non accada, ovvero Faggiano, credo di essere Faggiano ha fatto veramente molto bene a Trapani, e dopo Boscaglia penso che potrebbe essere il prossimo partente perché è richiesto da molte squadre di Serie A. Quando si lavora bene, quando arrivano i primi risultati, è chiaro che poi i migliori insomma stuzzicano l'appetito anche di tante altre società. Ricordiamo il numero WhatsApp, a parte che c'è sempre la linea diretta anche nella pagina di Pianeta Catania che vedo è sempre di più piena zeppa di quesiti. Vogliamo ricordare il numero WhatsApp e poi ci lanci la pubblicità, cara Federica? Certo Ettore, ricordiamo il numero WhatsApp è 327 30 04 542. Mi raccomando, scriveteci. Nel frattempo non cambiate canale, rimanete con Penalty. Abbiamo dunque parlato di Serie A, abbiamo dunque parlato anche di Serie B. Vi ricordo che siamo all'interno di Sala Stampa di Penalty, dove raccontiamo il calcio professionistico dopo la parentesi del calcio dilettantistico tra le 19 alle 21. Ricordiamo che questa trasmissione viene anche realizzata con la presenza di Pianeta Catania. Quest'anno siamo contenti di avervi inserito perché voi siete anche un po' la storia, no? Degli ultimi 10 anni del calcio Catania. Max, sorridi perché sei anche contento, dai. No, ma la nostra è stata la prima trasmissione radiofonica dedicata interamente al Catania, poi ne sono nate tante ottime altre e siamo molto contenti che si sia sviluppato poi un movimento importante anche su internet. Sì. Certo, Facebook ha fatto tanto. Facebook ha fatto tanto. Ha fatto tanto, quindi sotto questo punto di vista ha aiutato. Parliamo di Lega Pro, lo facciamo subito con la schermata che parla del prossimo turno, carissima Federica. Adesso ci leggi quelle che saranno le partite tra sabato e domenica, perché poi teniamo anche a dire una cosa, è incredibile questa Serie C, si gioca di sabato, di domenica pomeriggio, domenica sera, c'è una gran confusione, seguire le partite di Lega Pro è veramente... Aggiungo venerdì e lunedì. Venerdì e lunedì certe volte, volte, veramente sicure. incredibile. Fra l'altro hai fatto bene a etichettarla come Serie C, perché il neo presidente Gravina ci ha fatto sapere che dall'anno prossimo
si chiamerà di nuovo Serie C. E non penso che e non Lega Pro, perché veramente Lega Pro è qualcosa di incredibilmente scandaloso. Infatti, non ci si identifica bene. Penso che cambieranno questo spezzatino, sarà magari un primo e un secondo. Ma infatti io credo che bisogna assolutamente pensare di non fare che le partite le dobbiamo seguire in maniera così strana, appuntate. Allora ci leggi questo prossimo turno, si giocherà sabato e domenica e anche lunedì. Esatto, avremo sabato 9 gennaio Ischia Cosenza, Andria Catania, Melfi Catanzaro, Benevento Acregas, Messina Martina Franca. Domenica? Domenica 10 gennaio avremo Foggia Juve Stabia, Lupa Castelli Romani Lecce, Monopoli Matera. E lunedì 11 gennaio Paganese Casertana. Tra l'altro questa Paganese Casertana, Pino, è anche una delle partite più interessanti, si giocherà lunedì perché la Paganese in casa è sempre una squadra molto arcigna e la Casertana vuole allungare. È un derby, la Paganese mi sembra che recupera qualche giocatore che è stato infortunato, naturalmente fra le due squadre secondo me c'è un divario netto da un punto di vista tecnico, della struttura tecnica, e quindi diciamo che parte con un leggero vantaggio la Casertana, anche se loro dicono che è partita un po' così, che non dovevano fare un campionato a vincere, però ritengo che per i giocatori che hanno in rosa è una squadra che merita la posizione che ha. Naturalmente se si tratta di un derby, là in quella zona i derby sono molto sentiti, li vivono già a partire dalla partita precedente. In Campania è sempre così. È sempre così e quindi sarà una partita bella da vedere, ritengo difficile per la Casertana che possa andare a fare il risultato a Palermo. Adesso chiamiamo la classifica, questo è il prossimo turno che già la nostra Federica ha letto. Guardiamo la classifica, la domanda la faccio a Max. Classifica dove questa Casertana insomma cerca di allungare con un Foggia che a 31 potrà dire sempre la sua, questo Lecce che stranamente è a 29 punti ma io non credo che abbia tutte queste grandi qualità, e poi in fondo tutti gli altri con questo Catania con gli 11 punti di penalizzazione che ci fa un po' soffrire. Come vedi la partita intanto subito di Andria? Ma è una partita molto difficile contro quella che è sostanzialmente una delle rivelazioni del campionato. L'Andria è una neopromossa che sta facendo benissimo, un campo tradizionalmente ostico per il Catania. Alla ripresa del campionato dopo la sosta diciamo invernale il Catania non è mai andato benissimo, quindi speriamo che possa, così dal punto di vista scaramantico, essere così di buon auspicio. Sarà una partita molto difficile. Il Catania, devo dire che dalle notizie che abbiamo noi da Torre del Grifo, si sta allenando molto bene. Intensamente. È giunto, adesso poi parliamo anche di mercato, che è giunto un nuovo ragazzo già a 33 anni, però di esperienza molto importante, Di Cecco a centrocampo, e quindi io spero che si possa fare bene. Paolo, diamo subito voce anche a chi ci sta seguendo in questo momento da casa tramite la pagina di Pianeta Catania. Sì, è arrivato anche a voi il messaggio, quello di Giancarmelo, che dice io la domanda la faccio io a questo punto a Max, perché lui ovviamente si chiede se non sia il caso a questo punto di non parlare più di classifica e andare fino alla fine e poi fare i conti mi sa di sì, quando finirà il campionato, senza parlare più di obiettivi, di playoff e di altro. Lo ha detto proprio oggi nella conferenza stampa anche mister Pancaro, cioè, l'obiettivo minimo era la salvezza e il Catania con questa squadra si salverà. Però c'è stato un momento in cui qualche risultato in positivo ci stava facendo capire. Però se a febbraio, ecco, lui ha sottolineato una cosa sulla quale io sono d'accordo. Ora poi vediamo come va il mercato, perché il Catania si deve rafforzare, perché altrimenti non si possono fare determinati... Abbiamo poi una slide che ci dà un quadro più completo. Altrimenti determinati discorsi non si possono fare. Se a febbraio il Catania si troverà in una posizione di classifica tale per la quale si possa pensare a qualcosa di diverso, allora bisogna assolutamente provarci. Ma questa cosa la sento già da 2 anni. Se il Catania si troverà... No, è vero. Se non sarà così, bisognerà programmare per il prossimo anno su una base che comunque è buona, perché il Catania ha una squadra che già ha fatto 27 punti e quindi è una buona squadra. Per 27 punti sono anche punti importanti. Anche se il campionato di Lega Pro, e su questo saranno d'accordo anche gli altri ospiti, è un inferno, perché ogni anno che ci passi diventa sempre più difficile. Il Lecce lo dimostra. E soprattutto dal punto di vista economico, per una società che è stata in Serie A, che ha fatto la Serie B, che ha avuto degli introiti anche importanti dai diritti televisivi e da altro, l'inferno della Serie C significa anche avere minori entrate e puoi reggere un anno, forse 2,
poi diventa molto molto complicato. Sono vere e proprie sabbie mobili, dico bene Pino, questa Serie C è proprio sabbie mobili. Decisamente, anche perché il Catania naturalmente viene da 10 anni di Serie A e quindi una mentalità assolutamente diversa, il campionato di Lega Pro, e quindi diciamo che diventa dura per l'ambiente, diventa dura un po' per tutti cercare di assimilare questo tipo di campionato di quest'anno, quindi è giusto quello che dice, Paolo, che bisogna uscirsene nel più breve tempo possibile, se no poi si rischia... Intanto bisogna giocare ogni ma settimana con delle squadre che quando gioca il Catania... Purtroppo il Catania secondo me viene da situazioni molto pesanti, che devo dire che i dirigenti sono stati bravi a togliersi tutti quei contratti, quindi secondo me sono stati più bravi. E bisogna fare i complimenti nel mercato in uscita, perché non era facile fare quel mercato in uscita, è stato, secondo me è stato fatto un grande miracolo per il mercato in uscita. Credo che comunque i giocatori che sono stati acquistati, e qui Max me lo potrà anche confermare, sono dei giocatori che comunque per la categoria alcuni sono anche un lusso. No, fra l'altro è stato acquistato quello che è considerato il miglior giocatore della categoria, cioè Khalil. Fino a una settimana fa è stato giudicato il miglior giocatore dell'anno in Lega Pro. Quindi il mercato anche in entrata è stato fatto bene, il Catania da questo punto di vista, sia Bonanno, sia Pitino, sia Ferrigno hanno sicuramente lavorato bene. Adesso bisognerà capire, dopo quello che è stato fatto anche con l'allenatore, con Pancaro, che la sua esperienza fino a questo momento può essere considerata comunque positiva, come svilupparlo, perché questa squadra ha mostrato comunque delle lacune che devono essere colmate. Ma credo che i dirigenti avranno sicuramente ben individuato. Tra poco vedremo la slide su quelli che sono i possibili nuovi acquisti. Nel frattempo voglio un aggiornamento, se è possibile, da Antonio sul Napoli. Sempre 2-1, è iniziato il secondo tempo. Sempre 2-1, perfetto. Allora, dalla regia mandiamo un attimo questa slide e la commentiamo in studio anche con i nostri ospiti su questo Catania, sull'acquisto importante di categoria, perché appunto Domenico Di Cecco, acquistato dal Lanciano, sicuramente è un giocatore che farà, non dico la differenza, però serviva a questa squadra, perché probabilmente è anche un ricambio con quella che è attuale rosa di centrocampo. Sì, è un giocatore per la categoria, ritengo, anche se già è un giocatore di esperienza perché ha 33 anni. Però dico, 33 anni non si è vecchi in Serie C, assolutamente. È un giocatore importante che fra l'altro conosce la categoria, perché con l'Avellino ha ottenuto anche una promozione, ha giocato quasi sempre in Serie B. E sicuramente per la Lega Pro, per la Serie C, è un ragazzo molto, molto importante. Io penso sia un buon acquisto, poi dopo bisognerà vederlo sul campo. Il campo parlerà da solo. C'è un giocatore, ecco, difensore del Siena, se ne parla molto bene Pino, ed è Luigi Silvestri, tra l'altro proveniente dalla primavera del Palermo, ha già fatto qualche spezzone anche in Serie A. Questo è un buon giocatore che sicuramente può dare una grossa mano d'aiuto per quanto riguarda il reparto arretrato. Non è troppo giovane secondo te? No, che è un 90... Sì, è giovane, mi pare un 94 93, 94, no, secondo me 94, stiamo parlando di 21 anni, non è assolutamente... Lo possiamo lanciare, rompiamo questa tradizione. Secondo me già è vecchio. È già vecchio. Secondo me già è vecchio. Sono d'accordo. Secondo me è un giocatore che ritengo che il reparto arretrato del Catania è una buona... alternativa. Diventa un buon giocatore, anche perché è un buon reparto, che secondo me nel reparto arretrato ritengo che non ci sia, specialmente nei due centrali, il Catania ha dei buoni giocatori. Secondo me bisogna fare interventi su qualche altra situazione. Sono d'accordo, sulla zona soprattutto di centrocampo esterno o giù di lì. Paolo, però è anche vero che quest'anno non si fa altro che dire che i due difensori di fascia qualche laguna durante la stagione l'hanno fatta. In maniera alterna hanno avuto qualche problema. Vabbè, sulla fascia sinistra bisogna dire... No, sulla fascia sinistra Tuzzella ha tirato la carretta, direi, per tutta la stagione. Sulla fascia destra abbiamo zoppicato un po'. Qualche problema sulla fascia destra, ma su questo deve intervenire adesso il Catania, e credo che lo farà, soprattutto dove non ci sono i ricambi adeguati per situazioni come quelle che il Catania ha vissuto, cioè di tanti infortunati, di giocatori che non erano disponibili, e alcuni giocatori, hai voglia a dire che i rincalzi sono all'altezza della situazione. Alcuni giocatori nel Catania sono davvero insostenibili. Poi, come abbiamo detto prima, sono altre le zone nevralgiche del campo, dove al Catania manca il giocatore dell'ultimo passaggio, dove manca il ricambio sulle fasce laterali. Poc'anzi abbiamo visto il nome di Giannone, eccolo qua, un centrocampista. Questo è quello della Reggiana. Sì, questo è un giocatore un po' più offensivo. Sì, un po' più
trequartista. Ma che può giocare anche da punta, quindi è un giocatore molto, molto offensivo. Potrebbe servire al Catania di questa seconda parte? Ma guarda, secondo me il Catania ha due giocatori che sono Calderini e Russotto, no? Che secondo me sono un po' anarchici come caratteristica, e quindi che si addicono poco a quello che secondo me vuole un po', quindi secondo me un po' di qualità in più con un giocatore da ultimo passaggio, un giocatore che ti crea delle situazioni importanti, secondo me può essere un buon giocatore, come lo stesso Di Cicco, che un interno di quella è una garanzia, che somiglia tipo Dettori e Ternana, che ha giocato in Serie B. Max, tu invece che pensi? Questo Giannone può servire al Catania? Giannone, a quello che alle notizie che noi abbiamo, è stato cercato perché si tratta di un sinistro che può giocare a destra e poi può rientrare, che è una di quelle caratteristiche che servono, che dovrebbero servire al 4-3-3 di Pancaro. È un buon giocatore, però ecco, sicuramente se verrà aggiungerà qualcosa. Però io ritengo che siano altri ruoli in cui il Catania deve rafforzarsi. È già cominciato con Di Cecco, perché è a centrocampo le alternative, perché Lulli, adesso poi ne parliamo quando apriamo la finestra sull'Acragas, è un giocatore che mi dicono quasi dell'Acragas, però ancora le voci lo portano ad Agrigento. Quindi se Lulli va all'Acragas o a Padova, sì, più Agrigento dicono. Se Lulli va all'Acragas arriva giusto Giannone. Arriva giusto un altro ragazzo, però vediamo un po' che cosa si sviluppa. Vediamo un po'. Andando ancora avanti, oltre a Giannone si è parlato soprattutto anche di un ritorno, quello di Pesce, no? Che potrebbe forse, chissà, insomma, dare un ulteriore cambio anche alla mentalità della squadra. Qui c'è poco da dire, nel senso il giocatore a Catania è conosciuto, sappiamo che tipo di giocatore sia, è chiaro che ha esperienze in categoria superiore, quindi porta quel bagaglio di esperienza. Però sta facendo panchina quest'anno, l'anno scorso ha giocato titolare, quest'anno un po' più di panchina. Esattamente, però è un giocatore che sarebbe indiscutibile se viene a Catania con le giuste Tra motivazioni. l'altro è l'esterno che può fare anche l'esterno. Tra l'altro nel anche 4-4-2. lui ultra trentenne, quindi secondo me stanno cercando dei giocatori che sono in un momento anche fisico giusto per battagliare in campo. Però questo è un ragazzo, scusami, questo è un ragazzo che secondo me potrebbe servire, perché oltre a fare l'esterno di centrocampo può fare anche l'esterno difensivo, perché lì manca l'alternativa a Nunzella, quindi prendi è il tassello giusto, anche se devo dire che noi lo ricordiamo perché fece un gran gol nel derby con il Palermo in un 4-0 e quindi è una sorta di idolo, giocatore che parla poco, lo dice lo stesso nome, e di quantità. Sui cavalli di ritorno c'è da dire, io non sono molto sui cavalli di ritorno. Io sono d'accordo con Max che fa una disamina tecnica sul giocatore. Però sul io ritorno... dico che i cavalli di ritorno o vengono con le giuste motivazioni o di solito sono un boomerang. Sì, però il vantaggio può essere quello che conoscono l'ambiente. Sì, forse la Lega Pro, magari se la Serie A B, magari il cavallo di ritorno poteva giocare brutti scherzi. Chiudiamo e poi lanciamo la pubblicità con quella che probabilmente potrebbe essere la ciliegina, no? Questo attaccante che è una vita che il Catania insegue praticamente, cioè non è mai riuscito ad arrivare a Catania, chissà mai perché. Quest'anno forse, Max? Ma guarda, è una voce così che è girata a Catania, gira periodicamente. Sì, questa Sforzini voce esce sempre. Per me sarebbe il giocatore ideale, perché Plasmati ha mostrato di avere dei limiti fisici, no? Non mi permetto di giudicare. Però dico, Sforzini veramente sarebbe la ciliegina sulla torta di un attacco importante con Khalil, con Russotto. Fra l'altro nell'Entella non gioca, quindi vediamo un po' che cosa si sviluppa. Pino, molto difficile. E poi andiamo in pubblicità. Su Sforzini un pensiero, nulla da dire. Non possiamo che ben venga. Ben venga, completa. Anche se poi vorrei capire dove gioca Khalil. Appunto, perché poi se si gioca con 4-3-3 si rischia poi di dover spostare qualcuno sulla fascia. Avendo per esempio un giocatore come Pesce, puoi fare anche il 4-4-2. Il problema lo dici tu il 4-4-2. Questa è una mia ipotesi. Questo lo decide Pancaro. No, dico, è una mia ipotesi, assolutamente. Bene. Abbiamo qualche battuta anche no, dico perché siccome Khalil ha reso molto quando ha giocato da mezza, o ha giocato sotto punta, o che ha fatto pure il tre quarti Khalil, no? Anche a Crotone faceva la seconda. Sì, ma il suo ruolo sappiamo benissimo qual è, di un 4-3-3
insomma, sì, centrale. ma anche a due, ha giocato spesso a due, Sì. Galilli ha fatto sottopunta, ha fatto dei grandi campionati. Va benissimo. Sì, Paolo, ultima battuta e poi devo andare in pubblicità. Marco al volo, che la domanda la giro sempre a Max, ma al Catania non manca un regista, cioè manca un ragionatore di centrocampo? Sul 4-3-3... Ma guarda, ci sono due ragazzi, sono Musacci e Agazzi, che fanno quel lavoro. Proprio oggi Pancaro ha detto che Agazzi è probabilmente stato il miglior giocatore del Catania in questo inizio di campionato, in questa prima Qualche parte del alterna campionato. partita sbagliata c'è stata. Sì, Musacci ha avuto problemi fisici perché sicuramente è un buon giocatore. Io penso che il Catania debba operare sull'interno, già preso Di Cecco, Sì. che fra l'altro può anche fare il centrocampista centrale all'occorrenza. Sì, è vero, all'occorrenza. Qualche altra cosina lì. Benissimo, allora ci fermiamo perché tra poco abbiamo l'ultima parte della nostra sala stampa. Aggiornamento? Allo stadio San Paolo ancora il Napoli conduce per 2-1. Noi non facciamo tifo per il Napoli. No, noi non facciamo per il Napoli. Vabbè, noi tifiamo per il calcio del Sud, ma Vabbè. per il calcio che vale, dai. Benissimo, allora Federica ci lanci l'ultima parte della pubblicità e Sì, poi abbiamo il rush finale qui a sala stampa di penalty. Certo Ettore, prima vorrei ricordare però ai nostri telespettatori Sì. il nostro numero WhatsApp, quale è 327 300 4542. E adesso mi raccomando, non cambiate canale, rimanete con Penalty. Parte finale della nostra sala stampa di penalty, battuta veloce sul Messina perché il calciomercato dice che... C'è uno scoop, una cosa da poco, una notizia arrivata da poco, che il Messina sembrerebbe molto vicino a Madonia dell'Agragas. Ah, bene, ma voci oppure certezze quasi? Diciamo che è più di una voce. Agrigento mi viene in mente Pino a questo punto, insomma è stata una stagione importantissima, due stagioni importantissime ad Agrigento, poi il cambio, però secondo me ha lasciato un ricordo meraviglioso ad Agrigento. Sì. Agrigento è una piazza di grande passione, di grande fame, perché da 30 anni che mancavano dal calcio professionistico, e quindi mi auguro che, per me, guarda, io lo considero come un figlio, quindi certo. L'ho cresciuto insieme ai collaboratori e dirigenti che c'erano nel mio periodo, quindi ricordi indelebili, grandi emozioni che abbiamo provato, quindi mi auguro che è sempre nel tuo cuore questa piazza di Agrigento. Sì, chissà, mai dire mai. Ho dato tanto e mi hanno dato tanto, veramente tanto, quindi mi auguro che possano, perché mi sembra l'ultimo periodo non è stato felice, che possono riprendere il cammino dell'inizio. Allora siamo in chiusura, veloce, Paolo, abbiamo delle notizie importanti su questo Schiavi di cui si parla tanto. Mi pare che c'è sì, è arrivata una domanda su WhatsApp che in pratica dice se chi è Nicola Schiavi e come può essere messo ipoteticamente in un centrocampo del Catania. Che ne dici, Paolo? Ti vedo... Abbiamo visto, abbiamo anche cercato qualche ulteriore informazione durante la pausa. 20 anni, un centrocampista con propensione offensiva. È un po' strano come ricerca del Catania. Dobbiamo fare un po' di depistaggio? Non lo so, secondo me non è un vero obiettivo del Catania, ma questo è un ragazzo promettente del Novara che non trova spazio, un 95, sì. Trequartista, seconda punta, trequartista, non lo so, tipo Giannone, ecco. Tipo Giannone si rischia di fare, o si vuole forse depistare. È argentino, fra l'altro. Sì. Non sembra l'identikit del giocatore che il Catania ha detto di cercare. No, dico, a meno che il Catania non scelga sto ragazzo per costruire, per sostituire un Rossetti, per esempio, di cui si parla molto in chiave Torino. Anche se poi mi sembra che Bonanno abbia detto che o il Torino lo prende per fargli fare un po' di minutaggio, o meglio che rimane qua a Catania. Non ha senso assolutamente. Bene, allora chiudiamo il nostro programma. Oggi abbiamo debuttato, quindi poi avremo tempo per assestarci nei tempi, nelle idee, nel modo anche di raccontarlo questo calcio professionistico. Paolo Di Car, cosa ti aspetti adesso da Andria? Mi aspetto un'inversione di tendenza dal punto di vista psicologico dell'approccio alla partita da parte del Catania.
È chiaro che ogni partita adesso diventa uno spartiacque, non c'è più tempo per gli esperimenti, il Catania deve cominciare a vincere qualche partita in più in trasferta e poi, come diceva il nostro amico Giancarmelo sul gruppo di Pianeta Catania, alla fine si faranno i conti, perché a parte le prime 2 posizioni della classifica che sono inarrivabili, il livello del campionato è tale che la possibilità in linea teorica di arrivare nelle primissime posizioni di classifica c'è. Questo non significa che il Catania ci arriverà, perché parte con un handicap molto molto importante. Il sogno ci deve appartenere però, perché il progetto di arrivare a fare questi playoff deve essere comunque continuo per una piazza importante come Catania. Max? Per una piazza come Catania, ecco, accontentarsi mai. Fra l'altro i tifosi lo hanno detto con molta chiarezza. È chiaro che si tratta di un obiettivo molto difficile, però bisogna tentarci. Io ripeto, abbiamo parlato molto di mercato, tutto passa lì. Se il Catania si rafforzerà c'è la svolta, potrebbe svoltare, altrimenti farà un ottimo campionato, ma con la penalizzazione non si arriva da nessuna parte. Chiudiamo con Pino. Faccio una domanda che non parla di calcio, diciamo Catania, Agrigento e tutti gli altri. Parliamo invece di Pino Rigoli, che quest'anno ha deciso momentaneamente, insomma, di guardarsi intorno con tanta serenità. No, guarda, ti manca un po' il calcio, l'abbiamo detto proprio in apertura del programma. Questo è uno che è stato sempre sul campo, è normale che il campo però è intelligente la tua scelta nel valutare sempre con molta attenzione a questo punto le proposte che arrivano. Le proposte bisogna valutarle, perché in questo calcio dove c'è tanta mediocrità, scusami, sì, no, ma è vero, mi permette di dire, c'è a livello dilettantistico, ma non solo dilettantistico, io ti dico, secondo me a tutti i livelli, togliamo la Serie A e mezza Serie B, però c'è tanta mediocrità, quindi bisogna fare le scelte giuste per poter portare avanti quelle che sono le tue idee, no? Perché ritengo che noi diamo spettacolo, è giusto che diamo uno spettacolo decente, perché se vogliamo che il calcio ritorni in auge come lo era un po' di anni fa, bisogna far divertire la gente, bisogna appassionarli, bisogna entusiasmarli, e quindi penso che questa è una parte che principalmente abbiamo noi allenatori nel proporre il calcio, perché certo, il calcio, se permette un termine siciliano, pagnottista, secondo me non ti porta da nessuna parte. E poi chiudo dicendo che comunque a stagione iniziata è sempre molto difficile trovare gli equilibri giusti per un allenatore che va ad allenare. Sono decisamente d'accordo. Perfetto, grazie. Allora salutiamo Antonio. Ettore, io volevo ringraziare tutti gli amici da casa che ci stanno riempiendo è andato il tilt, il numero WhatsApp, però una domanda te la faccio, veloce, rapida. Solo 30 secondi. Un tifoso Turi 46 ci dice: c'è speranza di rivedere Biaggianti di nuovo in rosso-azzurro? Ma le voci ci sono e penso che lì mi possono confermare, Max. Ma sono girate queste voci, però mi sembra abbastanza difficile. Ci piacerebbe però, perché un po' difficile, però ci piacerebbe. Grazie. Grazie a te Antonio. Salutiamo anche la nostra splendida penaltina. Sì, Ettore, io saluto voi in studio e i nostri telespettatori, ovviamente ci rivedremo domenica prossima. Salutiamo Paolo Di Canio. Buonasera, Di Canio. E magari fosse Paolo Di Canio, sarei anche impredicato di sedermi su una panchina importante. Paolo Di Canio, ti preferiamo in questo ruolo. Tanta simpatia per Paolo Di Canio, ci mancherebbe. Però un po' ci assomiglia. Questo profilo un po' così. Salutiamo anche Max Vicari, entrambi insomma colonne portanti di Pianeta Catania, che collaborano all'interno del nostro programma Sala Stampa di Penalty. Salutiamo, in bocca al lupo anche al nostro Pino Rigoli. Complimenti a voi, perché so che parlate di calcio dilettantistico, dalla Serie D alla prima categoria, mi sembra, e quindi questo è dare lustro al calcio dilettantistico, anche perché io vengo da quel calcio, sappiamo, ho fatto pure la terza ti sei categoria, formato, sei cresciuto, quindi bravo, mi ha dato tanto, e quindi faccio complimenti, perché trovare gente che si appassiona di questo e dare lustro a qualcuno, che lavorare in quella categoria sicuramente è molto dura e difficile. È vero, grazie a Pino Rigoli. Quindi concludiamo la prima puntata di Sala Stampa di Penalty. Vi ringraziamo. Per Penalty chiaramente l'appuntamento è domenica prossima alle 19, e per raccontare invece il calcio di Serie A, di Serie B e anche pazienza quest'anno di Lega Pro, con il Catania che è un po' vicino al nostro cuore, l'appuntamento è sempre domenica prossima a partire dalle 21 precise, esatte, dopo Penalty. Grazie a tutti, arrivederci.